vorrei parlarvi dell'esperienza nella scuola dove insegno ormai quasi da 40 anni, il comprensivo Diego Valeri di Campolongo Maggiore. Io arrivo a Campolongo Maggiore circa 38 anni fa e mi pongo questa domanda: cosa posso fare per questi ragazzini per far capire che possono impiegare la loro vita in maniera diversa? E faccio partire in qualche modo un progetto musicale. Nel giro di qualche anno arriviamo ad ottenere le condizioni per partecipare a quello che io chiamo il progetto che ci ha cambiato la vita. L'allora ministro Berlinguer, 1999-2000, emana un bando per richiedere dei finanziamenti per attivare dei laboratori musicali che, se non ricordo male, dovevano essere 800 in tutta Italia e invece mi pare si siano fermati a 200, perché poi è cambiato il governo, sono cambiate certe cose e noi siamo rientrati nel 2000 in uno di quei 200 laboratori musicali. Abbiamo ottenuto un finanziamento. Con l'idea di un progetto di recupero sociale. Avevo bisogno di strumenti, avevo bisogno di tempo, ma anche poi di altre persone. Ho cominciato a arrangiarmi da solo per poi coinvolgere colleghi che lavoravano in orchestra. Ci siamo ispirati al sistema Abreu e il progetto è cresciuto. Abbiamo comprato strumenti che diamo gratuitamente ai ragazzi. I miei ragazzi che 20 anni fa sono partiti e che oggi si sono tutti laureati, hanno continuato il conservatorio e stanno restituendo quello che hanno avuto al progetto. Che la musica abbia un senso per tutti i bambini, non solo per i fortunati che possono permettersi di avere uno strumento, di avere la possibilità di frequentare una scuola. Le barriere burocratiche a volte spengono i fuochi, spengono gli entusiasmi, la fatica è sempre tantissima e in questo ci vuole un po' di fortuna. Lavoro in un istituto composto da persone sensibili e persone che mi hanno dato fiducia. Io ho scelto di lavorare con un unico coro, è un coro vocale che segna intanto che canta. Quindi si dà la possibilità a tutti di o cantare o segnare o fare entrambe le cose, perché l'esigenza era quella di creare veramente inclusione e creare un gruppo che fosse gruppo da quando arrivano, da quando si salutano, da quando fanno le prove, da quando salgono in pullman per i concerti, per quando si cambiano, fosse un'unica realtà. Il movimento orchestrale è riconosciuto come un'opportunità di sviluppo personale, intellettuale, sociale e professionale. Tutti i nuclei del sistema venezuelano sono nati tra le braccia di un padre, José Antonio Abreu, che ci ha lasciato in eredità il suo pensiero profondo. Chi vive un'orchestra e un coro pratica la concertazione, principi e competenze favorevoli al lavoro in gruppo, al leadership, alla responsabilità,
alla costanza, alla solidarietà, all'impegno, al valore dello sforzo personale per raggiungere gli obiettivi proposti e il valore, il contributo individuale alla relazione collettiva. Il coro de Manos Blanca è uno spazio educativo e artistico in cui si riunisce un gruppo di persone con e senza disabilità, in cui la voce emerge contemporaneamente al gesto con movimenti coordinati. Il simbolo guanti bianco rappresenta la risonanza nella stessa frequenza. Questa pratica artistica è condotta da 2 direttori che si coordinano insieme. Non sono un musicista, quindi non potendovi parlare tecnicamente di musica, vi parlerò di felicità. Dobbiamo renderli felici questi ragazzi, dobbiamo far sì che questi ragazzi debbano vivere esperienze irripetibili, come ci diceva Rodari, non per essere artisti, ma per non essere più schiavi, per essere uomini liberi, diciamo. Io a questo aggiungerei anche liberi ma felici. I progetti si basano su delle persone e quindi c'è una riflessione importante da fare, una riflessione sulla leadership. La leadership basata sulla capacità di trasferire emozioni positive generando azioni positive. L'errore da noi non è contemplato. Ogni tanto si fa giusto e ogni tanto si impara. Noi iniziamo a fare tutti i progetti alle elementari con i ragazzi che si sono formati da noi, che sono andati ai conservatori, si sono diplomati e gli diamo la possibilità di lavorare. È un ciclo virtuoso che ha un'incidenza sociale veramente grande. Dobbiamo formare persone che hanno la capacità di innescare sentimenti positivi. Il leader è un leader emozionale, il docente dovrebbe essere un leader emotivo. L'idea dell'orchestra sociale è di dare il diritto alla musica a tutti e costruire un luogo dove le differenze e la diversabilità e le fragilità sociali, ma anche la voglia di studiare musica, trovano cittadinanza, trovano un'accoglienza che permette poi di far divenire queste peculiarità potenzialità per tutti gli altri.
creare un contesto di apprendimento motivante dove i ragazzi potessero appunto essere stimolati ad apprendere ognuno secondo i propri canali. L'apprendimento attraverso la pratica, attraverso il fare e non necessariamente attraverso la verifica dell'apprendimento cosiddetta tradizionale. L'orchestra non vivrebbe senza la ricchezza delle differenze che gli strumenti portano al suo interno. Se ogni strumento non avesse un timbro specifico, non avesse una tecnica di emissione specifica, non avesse le sue parti che sono diverse da quelle degli altri, non esisterebbe la ricchezza del prodotto sinfonico. Vediamo subito che questo può essere un'esperienza molto significativa se utilizzata per una riflessione sull'inclusione. Una compagine orchestrale è verticistica e cooperativa. Non è tutto costruito attraverso un principio di democrazia assoluta. Questo gioco di interazioni nel rispetto dei ruoli, questo è un gioco che invece effettivamente è democratico, perché di fatto noi riconosciamo delle situazioni reciproche. È la massima esperienza della libertà. È una piccola polis dove si fa cittadinanza perché ci sono degli equilibri, dei tempi, delle situazioni di gruppi, di interesse e di potere. Dentro quel contesto c'è un contesto di accettazione che può anche avere lo strumento del gioco, dell'ironia, che è l'elemento chiave attraverso il quale si promuove il principio della motivazione.
quindi io sono Anna. Io sono Vittoria. E siamo sorelle. Purtroppo. Io suono la viola. Vieni qua, devi parlare qui. Allora, io sono il flauto. Abbiamo iniziato da sempre. piccole, da sempre quasi. È più di metà della mia vita che suono. Prima non suonavo la viola, suonavo il clarinetto, però la musica è diventata parte della mia vita grazie a Musica in Gioco, grazie a Musica in Gioco, quindi al Sistema Abreu. Iniziamo le grazie a sto giro. Ciao a tutti, io sono Maria Grazia. Io sono Erika. E io sono Delinda. E suoniamo tutte e tre nella stessa orchestra. All'interno della bellezza, la musica credo che sia il massimo, che può incidere socialmente a tutti i livelli.